una vespa soprannominata killer che consente di contenere il proliferare della cimice asiatica. I tecnici di tutto il territorio regionale si stanno occupando di questo problema per cercare di venire incontro alla frutticoltura che negli ultimi anni è stata in parte compromessa da questo insetto alieno. Ne parliamo con i tecnici del Consorzio Fitosanitario di Modena che coordinano tutta la parte, diciamo, emiliana per quel che riguarda il lancio degli antagonisti. Sono in compagnia del direttore del consorzio Luca Casoli e anche con i tecnici Stefano Caruso e Giacomo Baccari. Allora, inizio subito con il direttore. Innanzitutto facciamo una piccola premessa, è un'attività che partirà tra un poco, che però insomma ha avuto una parte preparatoria che è stata molto lunga. Innanzitutto, qual è la situazione attualmente? Sì, la possibilità di affrontare un programma di lotta biologica ha previsto inevitabilmente un passaggio dal punto di vista di aspetti formali e legati alla normativa che fino a quello che è stata la deroga prevista nel settembre del 2019 prevedeva il divieto di introduzione di specie esotiche. Successivamente a questa deroga è stato avviato quello che è un iter di verifica di quello che è la fattibilità di introduzione, in questo caso di Trissolcus japonicus, vespa, quella chiamata vespa samurai, che ha portato a quello che sono gli ultimi aggiornamenti normativi che hanno dato il via alla possibilità di richiedere e quindi di procedere ad un programma di lotta biologica a livello territoriale, che è quello che stiamo andando ad attuare. Il mondo agricolo aspettava da tempo, insomma, che ci fosse anche questa attività che consente di combattere il parassita con dei mezzi biologici, un'attività che parte dal 2012, il periodo in cui è stata scoperta questa cimice, tra l'altro proprio in territorio modenese. Ecco, va detto che qua siamo appunto a Campogalliano, che è un comune della provincia di Modena. Il fatto che sia partito appunto da Modena ha messo in condizione anche la ricerca di sviluppare qualche cosa in più, no? E soprattutto fare una ricerca di parassiti che erano già presenti su questo territorio. Lo scorso anno è stato fatto uno studio in merito. Che cosa avete ricercato e che cosa avete trovato? Sì, abbiamo fatto un ampio monitoraggio sul territorio delle ovature delle uova di Aliomorpha alis. Ne abbiamo raccolte oltre 700 in tutta la regione. Questo studio ha visto coinvolti diversi enti. A Modena, diciamo, siamo stati in prima linea, abbiamo trovato più di 500 ovature di Aliomorpha alis e abbiamo analizzato quali parassitoidi vanno a parassitizzarle. La conclusione è che i parassitoidi non stanno aspettando i decreti legislativi o la ricerca, nel senso che sono già attivi da anni. In particolare abbiamo trovato diverse specie autoctone che gradualmente si stanno adattando. Tra queste cito l'Anastatus bifasciatus, che è il più attivo, arriva a devitalizzare, a parassitizzare tra il 10 e il 20% di uova. Questa percentuale è importante e interessante, certamente non consente un controllo totale della cimice asiatica, ce ne rendiamo ben conto. La cosa interessante è che già a partire dal 2018 in Italia sono state ritrovate anche delle specie esotiche specializzate su Aliomorpha alis che arrivano proprio dall'Asia, dai territori in cui Aliomorpha è nativa, e una di queste specie è il Trissolcus japonicus, ovvero la vespa samurai, quella che è di forte interesse per i lanci di lotta biologica, ma anche un'altra specie affine che si chiama Trissolcus mitsukuri, anch'essa asiatica. Queste specie sono state ritrovate anche in provincia di Modena. La cosa interessante sarà cercare di capire come evolverà nel tempo l'azione di questi parassitoidi. Possiamo dire che attualmente il mitsukuri è già ben distribuito su tutta la provincia e attualmente uccide circa il 5% di uova di cimice asiatica. Vedremo come evolverà la situazione già a partire da quest'anno. E anche il Trissolcus japonicus è stato ritrovato in una sola località in tutta la regione, proprio in provincia di Modena, quindi segno che questi insetti sono già arrivati naturalmente, ma sono in una fase ancora molto iniziale, quindi in un qualche modo vanno sostenuti attraverso i lanci.
Ecco Vaccari, quando lei parla di naturalmente, che cosa significa? Sono insetti che comunque sono arrivati in un qualche modo qua in Italia e a Modena perché magari hanno trovato un vettore. Certo, sono probabilmente arrivati attraverso scambi commerciali, sono insetti molto piccoli che si rifugiano probabilmente anche nel terreno, insomma, o nelle varie merci che vengono mobilitate, e così come è arrivato Aliomorphalis sono arrivati anche questi insetti, e è probabile che l'introduzione sia avvenuta qualche anno fa. Quindi insomma c'è stato una sorta di adattamento insomma, di questo insetto anche in territorio che non era propriamente quello naturale. Allora, altre due battute con il direttore Casoli. Modena ha fatto una ricerca approfondita, quindi c'è anche l'università che ha studiato su questo, la professoressa Maestrello ha seguito molto da vicino lo sviluppo di questo insetto, è anche uno dei centri, assieme all'Università di Modena e Reggio, di riproduzione di questa vespa, diciamo, killer. Sì, ci siamo dovuti affidare ad una serie di partner che ci hanno dato supporto. Il progetto è coordinato dalla regione, dal servizio fitosanitario regionale e dal consorzio fitosanitario. Sono state individuate delle risorse che hanno consentito appunto di dare supporto economico a questi partner che ci hanno progressivamente assistito in quello che è il percorso di preparazione delle uova che servono come supporto per la moltiplicazione dei parassitoidi che poi andremo ad introdurre in campo. Bene, continuiamo a parlare adesso di cimice, ma vediamo cosa succederà nelle prossime settimane quando verranno i lanci. Ne parliamo con Caruso, ma nel frattempo ci spostiamo, andiamo in un'altra parte del campo. La strategia di lotta contro la cimice asiatica viene quindi attuata in diversi territori dell'Emilia-Romagna. Quali sono sinteticamente i metodi con cui viene appunto lanciato l'insetto e quali sono i criteri, e soprattutto anche un po' avere la percezione di quanti di questi parassitoidi vengono immessi nel territorio? Sì, diciamo che il lavoro, c'è un lavoro a monte abbastanza impegnativo che abbiamo proprio condotto in gran parte noi del Consorzio Fitosanitario con la collaborazione di agricoltori tecnici qui della provincia, che ha riguardato la raccolta di tantissime cimici, circa 50.000, autunno-inverno 2019-2020. Questo è stato un lavoro molto impegnativo, siamo andati proprio a ricercarle nell'ambito di magazzini, edifici agricoli, eccetera. Tutto questo materiale è stato poi conferito a questi 4 centri di moltiplicazione che hanno prodotto e stanno producendo tantissime ovature. Siamo arrivati a circa oltre 120.000 uova di cimice asiatica, che sono il substrato indispensabile per poi moltiplicare la Vespa samurai. La Vespa samurai è già arrivata presso questi laboratori, i primi nuclei, e quindi il lavoro è in corso proprio nelle scorse settimane. La Vespa samurai verrà poi appunto moltiplicata, verranno distribuiti in provette questo materiale, e si prevede di operare in questo modo, cioè noi abbiamo sulla regione Emilia-Romagna circa 300 punti di rilascio, all'interno dei quali verranno diciamo, rilasciate circa 100 individui, 100 femmine, con una piccola percentuale, circa un 10% di maschi. Noi abbiamo individuato questi punti, ecco, ad esempio in provincia di Modena, che è considerata una delle aree più a rischio, verranno rilasciati, abbiamo individuato circa oltre 60 punti, quindi, e in queste aree, che sono comunque sempre aree boschive, ad alta pressione dei cimici, quindi zone che conosciamo, che abbiamo conosciuto col monitoraggio degli anni scorsi, verranno appunto rilasciati questi individui. Sono chiaramente zone boschive non lontane dai frutteti, quindi l'obiettivo è quello di inoculare, fra virgolette, proprio come ho detto prima, il territorio e facilitare quel processo che prima descriveva il mio collega Giacomo Vaccari. Ecco, sarà un processo molto lungo, diciamo, per tranquillizzare anche insomma, i nostri produttori. Quanto tempo occorrerà affinché diciamo, sia efficace questa lotta biologica contro la cimice? Dunque, a dire la verità, non abbiamo dei dati certi, anche altre esperienze fatte in altri ambienti, ad esempio negli Stati Uniti, questo programma è già stato avviato qualche anno fa, ma ancora non abbiamo una risposta certa. Ci aspettiamo
di avere qualche risultato interessante che nel giro di 3-4 anni. Ecco direttore, questa Vespa Killer è un nome un po' sinistro, insomma, qualcuno si è preoccupato, ci sono problemi di, fra virgolette, contaminazione dell'ambiente di questo insetto che non è autoctono, è pericoloso per le api, è pericoloso per le persone? Siamo di certo sicuri nell'affermare che dal punto di vista dell'uomo non esiste alcun pericolo, come pure non esiste alcun pericolo per i pronubi, in particolare per quanto riguarda le api, mentre relativamente ad altri rincotti, altri pentatomidi, è stato valutato quello che è il fatto di una spiccata preferenza proprio per cimice asiatica. Pertanto sono state già fatte queste valutazioni, ci sentiamo di rassicurare da questo punto di vista, anche perché senza queste valutazioni non si sarebbe avuto da parte del Ministero dell'Agricoltura e del Ministero dell'Ambiente via libera per questo percorso di lotta biologica. Direttore, un'ultima domanda, il primo lancio quando ci sarà? Naturalmente dovremo andare ad introdurre adulti di Vespa Samurai nel momento in cui avremo la massima presenza di uova. Questo comincerà con la prima generazione, indicativamente con i primi giorni di giugno, comunque dalla prima settimana di giugno, per poi avere un secondo rilascio programmato per la seconda generazione, quindi indicativamente nel mese di luglio, ma naturalmente vi aggiorneremo. Grazie al direttore tecnici del Consorzio Fitosanitario di Modena e Reggio, noi proseguiamo dopo un po' di pubblicità con i frutti della terra.